Buon pomeriggio a tutti gli amici di BH Club, ed eccoci qua, non possiamo neanche dire in ritardo perché non abbiamo detto a che ora andavamo in onda, quindi come ogni martedì pomeriggio a una certa ora, in diretta dal Palagesteco di Cividale del Friuli, i soliti tre più la regia Francesco Tonizzo, quindi presidente, direttore, Deus Machina. Mi piace questa location così, bella. Palagesteco. La giornata figata, ma anche dietro è figo. Poi abbiamo fatto prima una diretta con gli amici di Help per Haiti, con la corsa per Haiti, e anche lì sembra più che palazzetto, sembra un set televisivo. No, cinematografico no, televisivo, giusto? In più, come sempre, il maestro, il doc Franco Canciani. Che siamo diventati di una settimana non l'hai detto, perché la settimana scorsa ci siamo tutti quanti dati. Ma perché eravamo via, eravamo giustificati. Però ci siamo dati. Non abbiamo litigato, non siamo come i Pooh, no, come qui. Diciamo che la settimana scorsa il BH Club non è andato in onda per motivi di trasferte della web Gesteco Cividale in quelli di Fabriano, se non mi ricordo male, partita il giorno prima, e quindi non c'era proprio la possibilità di abbiamo provato un modo, ma non ce l'abbiamo fatta essere con voi. E approfitto anche per dire che anche President Time, che un paio di volte che non va in onda la domenica, non è che io, Giovanni Adami, non siamo più amici, o Alessandro Michelli si è rotto le scatole di noi e non ci vuole, è che è colpa mia ultimamente, se sempre in giro e io farlo la trasmissione col cellulare o col tablet in corriera. Le connessioni vanno e vengono, è possibile. Non è proprio il massimo, Intanto salutiamo Davide De Zorzi, che come sempre è il primo a commentare, e un messaggio per te, Davide, che siete molto appassionati, mi dice che Cecchinato ha portato a terzo set Bautista, Berrettini ha battuto Fognini e Sinner ha passato il turno. Mi pare Sinner per forfait. No. Sì, mi pare che abbia... Il primo set aveva vinto, poi il secondo non lo so. Posso sapere cosa fa nella vita Davide De Zorzi? Fare un commento a Davide. Io ti dico cosa fa, però sì, lavora in un'agenzia di pratiche auto. Quindi devo dire che Cecchinato sta provando disperatamente a trovare un giocatore di tennis, quello che ha vinto del Umago, dove io lo vidi vincere. E con Bautista arriva al terzo, un buon segnale. Berrettini che dà giù a Fognini, bene così. E Sinner insomma ormai è esaurito. Ma tu Fognini è come se era l'Udinese. No, io Fognini lo adoro, però quando sono ad Umago per 2 giorni di ferie lì taroccando richieste da crediti vari, arrivo casatissimo e lo vedo entrare in campo contro Travaglia, che era un totale sconosciuto, perdere 6-0, 6-1 perché non aveva di giocare. Io ho detto: Fogna, due lavato più ora, ecco. Mi sembra il classico giocatore. No, dai, poi alla Balotelli, poi grande talento. Allora mi fa rabbia, perché è un giocatore che ha vinto Monte Carlo, ma poteva fare. Poi non so se Davide è d'accordo con me, insomma. Aspettiamo. Davide ti ha lanciato un input, se sei d'accordo con il direttore e il presidente, ricordati che bisogna sempre essere d'accordo con... Caffè gioca ancora? No, non so, grande un Caffè però. Chiedo. Intanto, visto che vedo il tuo telefono aperto, facciamo un piccolo preambolo web. Vai. Dicendo che oggi è arrivata una bellissima notizia per la web Gesteco, ossia che Eugenio Rotta, il nostro play, è stato premiato come under del mese dalla Serie B, e quindi una soddisfazione anche per tutti noi, certo, soprattutto che condividiamo con tutti, no? Perché insomma ci sono tante squadre, e vincere il premio come under del mese meritatissimo. Bravo Eugenio e bravo tutti quanti, come ho detto nella chat. Comunque arrivano anche comunicazioni per te da parte di Gianfranco Ingenito. Aia. Mi dice Dennis tutto ok. Ah sì? Quindi no, perché c'è la copia del gol pericolosissima, capito? Che sta viaggiando di ritorno da Lignano, dove sono a mietere conquiste, e la copia del gol che mi manda questi messaggi mi lascia veramente grande preoccupazione. Non so se è peggio Dennis o... Basta che torniate vincitori, ecco, non dovete perdere tempo, giusto? Giusto. No? Però ha scritto tutto ok. Tutto ok. Tutto ok. No? E Doc, vogliamo parlare insomma
della pessima domenica per le squadre del nostro cuore, insomma. Ma che l'Udinese perdesse con la Juventus, io me ero convinto che fu 1-0. Così. No, sai quelle cose che guardi in maniera tutta, anche se la squadra è la tua, la guardi in maniera. Franco dice che hanno vinto. Ma non avevo dubbi. Il punteggio? E quelle partite che guardi in maniera atarassica perché sai come andrà a finire. Alla fine o il rigore, la punizione, lo sbaglio difensivo, il portiere. No, il portiere no, scusa, il portiere è fortissimo, il portiere è bravissimo. Non si può contestarlo? No, perché è d'altra parte di questa zona. Quindi. Io ho sempre contestato, quindi continuo. Senza cattiveria, No? Sì. Cioè, adesso io, con tutto il bene che voglio a tutti i giocatori che hanno vestito la sacra maglia, però se non ha trovato un contratto, un motivo ci sarà. Questo mi chiedo, cioè non è che in Italia ci siano 250 portieri forti, a questo punto purtroppo della nidiata, il Meret, Vicario eccetera, lui è quello per la sfortuna di non aver giocato in Serie A per 3.000 giorni, 2.000 giorni, 900 giorni, non lo so quanto, per sfortuna che lo Spezia per 1 milione non ha voluto riscattarlo, ha preso un certo Zut, oltre che un altro giocatore, un altro portiere che è anche questo nostro. Tante sfortune avute a cominciare da quella famosa vicenda che non rivanghiamo, però io non pensavo che avremmo perso a causa del portiere, ma che avevo perso, punto. Poi come è venuta, vabbè, io ti dico, l'ho preso con filosofia. Il campionato udinese è finito penso un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa. Sì, fondamentalmente sì, però c'è anche da dire che per 81 minuti, sebbene la ha partita... giocato meglio l'Udinese, sì. Ma nettamente meglio, ha giocato nettamente meglio. Cioè Juventus, a me, pensare che la Juventus viene accostata a Manchester City, PSG, Real, Questa Juventus mi fa rabbrividire. Cioè, hanno speso centinaia di milioni di euro e si faranno mettere sotto dall'Udinese. Questa è una cosa drammatica. Ma non sono giudicabili adesso, come sai. Sono quelle cose che succedono, dai. Cioè, succedono, dico, nel corso di annate. sì, certo, no? ma il quarto posto per la Juve è un... No, però può deve essere... ma può capire, cioè io non deve essere il minimo sindacabile. Ma è il secondo di fila. Quando entri per queste spirali sono andate così e finiscono. È un miracolo, per me, se arrivano in Champions è un miracolo. Da come si è una bella tornara lì, in 2 punti sono 5 squadre. Perché se il Napoli non fa la Chiri con Cagliari, voglio vedere io ho visto Napoli Cagliari, adesso non hanno voluto. Poi c'è Lazio Toro da recuperare, che la recupereranno quando va bene. A maggio. Sì, quando si sa che il punto quando Toro è già salvo. No, non mi pare. Cioè, quel Toro è dopo l'1-0 di Parma non è matematico, ma è Matematico. matematico adesso, Da ieri sera è matematico, quindi 2 sono andate. E adesso aspetto, perché aspettava la nostra diretta, io furbescamente non gli ho detto a che ora andavamo in diretta, perché mio fratello non vede l'ora di rinfacciarmi il suo messaggio di 3 mesi fa, alla quale, quando noi abbiamo detto che bene o male Spezia e Benevento sono quasi salvi, e lui diceva sì, no, perché per me va giù una o l'altra. Forse ha ragione. Ma mi sa più Benevento. No, Spezia ce la fa alla fine. 34 punti sono tanti. Sì, effettivamente Benevento ha fatto 7 punti un crollo di incredibile. Pensa che questi qua hanno vinto Torino con la Juve. Sì, ma penso sono E non hanno fatto più nulla. No, e basta, tutte le giorni di Torino ha fatto una vittoria. Beh, il passaggio di Arthur illuminante per Gaici in area, solo in area, insomma. Comunque adesso voglio sticciare un attimo il press. Mi dica. Visto che a questo tavolo è sicuramente il vero dirigente sportivo, io lo siamo, io lo siamo, quindi Dica. Paratici Chiffi. No, ma io ieri sera l'ho detto anche del Friuli, dove la birra ti si può chiudere. Sì, ma non così. Dove la mia coscienza, Franco Canzani, mi ha fatto notare che ieri sera a Tele Friuli sembrava più il Davide Michalis del BH Club che non Davide Michalis del Friuli. Che è il migliore, onestamente. Il BH Club diciamo che più frega mano giù, e lì magari sto un pochino più attento, perché insomma... No, hai detto semplicemente, hai usato un epiteto sui 2 portieri, il risultato di Marmo che lava, sono Zari Koperkis, ieri mi è scappato 2 cadaveri. No, perché mister Giacomini, da cui io sempre prendo insegnamenti, ha detto, cioè difendeva spaventata Scuffet. Io ho detto che Guidolin diceva, allora Guidolin non capiva niente quando ha fatto giocare Scuffet. Io lo sono fatto notare che l'aveva messo dentro per disperazione, perché aveva davanti 2 cadaveri, e quasi per disperazione
poi un po' in polemica con la società, dimmi se sbaglio. No, anche perché comunque, se non ricordo male, Birke si era rotto e piuttosto che far giocare Kelava che ci ha sbattuto fuori dalla Coppa, due cadaveri, mi è scappato 2 cadaveri, Francesca Spangolo, siamo svenuta. Poi però abbiamo fatto anche la domanda su Paratici e io ho detto lì Giacomini era d'accordo con me e quindi evidentemente fa ragione, perché se mi dà ragione un'istituzione come Giacomini, a parte non ci vuole la laurea, ho detto che è uno che fa quello che ha fatto lui ultimamente, no? Con tutti i casini che ha creato, con le intercettazioni, con lo scandalo a Perugia che è un'onta per l'Italia. L'Università per gli stranieri di Perugia è uno dei grandi privilegi italiani, è un'eccellenza italiana, dove sono una marea di migliaia di turisti, di studenti da tutto il mondo vengono e fanno questa baggianata vergognosa con Cucumella, con le foto abbracciati, col cappellino e i pantaloncini corti, no, va ben tutto. Poi vengono fuori intercettazioni, Paratici ha fatto tutto lui, che è il ministro, le robe. Cioè anche il suo presidente lo scarica dichiarandolo. Questo è nell'occhio del ciclone e cosa fa? Aspetta l'arbitro, chissà perché poi. Sì, che poi prima chissà perché. Per un minuto di recupero. Ma vabbè, e lo aggredisce a bordo campo. Ecco, questa cosa è la cosa per me. Allora, Chiffi ha visto i suoi, ha visto tutto. Qual è il provvedimento per Paratici? Niente. Nessun provvedimento. Oggi Non era nella lista dei. Che non c'è limite alla vergogna, non c'è limite alla vergogna. Io vorrei vedere, non so, il dirigente accompagnatore, no, il direttore sportivo del Cagliari che scende in campo e comincia a fargli no, perché tu prende il mese di squadra. Scusate, Nedved cosa fa ogni settimana? Nedved, che è stato pallone d'oro, un grande campione, che scende. È sempre stato Ma sì, ho capito, però ma io lo vedo ormai a bordo campo che tira giù il LED, peggio di noi a bordo campo qua, che siamo dei capolavoristi, prestate lo sport, questi sono professionisti, multimilionari. Io direi il contrario. Può darsi, però vuol dire, noi lavoriamo per l'altra settimana. Nedved, noi lavoriamo. Sportivo per quale merito sportivo? Però è vicepresidente della Juve lui, ragazzi, questo è vicepresidente della Juve. Sì, per quanto stipendiato, non è vicepresidente ad honorem, questo prende uno stipendio per fare vicepresidente della Juve. La Juve che ha sempre avuto un grande aplomb, da Boniperti a Agnelli. Diciamo che negli ultimi anni l'aplomb è andato poi. Da oggi in poi non è più. Però, vedete, di questa scena dalla tribuna, ogni volta prende a calci, ma dai, e Paratici che a bordo campo, lo studio vuoto, questo clima surreale del Friuli, da lì e dica l'arbitro. Per me ha fatto una figura barbina, ma qualcuno vede di Piore, scusa, ti ricordo che a Perugia ti stanno ancora cercando. Invece Italia non fa nessuno. Ma qualcuno deve fermarlo, però. Qualcuno deve fermarlo. Ma perché io non vedo non credo la Gazzetta che dice che la Roma prende Sarri e invece prendere Mourinho. Geniale. Ecco. Beh, oggi sai che la notizia della Gazzetta era. Pensa che adesso che dicono che Allegri va al posto di Pirlo, allora secondo me resta Pirlo e Allegri va all'Inter al posto di Conte. Perché ne becca una. No, comunque, citando. Anche perché Pirlo, onestamente, dai. Citando qualcuno, tornando a parlare un attimo, visto che hai aperto la parentesi Gazzetta e quindi tutto quello che è diventato la Gazzetta. Non dicono che c'è un riarrangiamento anche dal punto di vista decisionale da Juventus, che sta considerata un po' il balocchino del gruppo familiare, adesso dice no, pecore. Sì, perché mettono il marito di Elena Seredova e questo è il loro modo di fare. No? Ma io ho detto così, No. Nasi, come si chiama? No. Hanno detto che mettono il marito di. Cioè, se salta Agnelli, il presidente è questo Nasi, che è il secondo marito dell'Elena Seredova. Può essere tranquillamente che mettono il. Ma sono tutti imparentati, scusa. Sì, vabbè, la mia moglie, dico, casa tua, ti rubo la moglie. Cioè, fa così, Ma è bello così, no? No, arriva sei famiglia allargata. Ma sei tu che sei mentalità vecchia. Sì. Adesso non è Nicola Caratozzo, presidente dell'Udinese, mica decideva, era presidente perché Giampaolo Poi è stato io non voglio più avere quella posizione, quindi probabilmente mettono questo Seredov, sì, e però il potere è in mano ad altri e penso che purtroppo Andrea Agnelli verrà riarrangiato alla Ferrari, alla Ferrari no, hanno già detto tutti di no. Io so che facendo anche un'altra trasmissione di H Motorsport che vi ricordo che giovedì alle 19:30 su le magica pagina Facebook di FVG Sport Channel BHTV ci sarà anche questo, dicevano che Andrea si era proposto alla Ferrari come presidente, mollando la Juve, andando alla Ferrari, e suo cugino ha detto tu lavato Piore. Suo cugino che
Non l'Apo. Ma secondo me gliel'ha detto anche l'Apo, sai. L'Apo si occupa adesso di filantropia. Di cosa si occupa? Di filantropia. Ok. Ma perché fai queste riflessioni? No, io prendo atto, prendo atto. Prendere atto è una cosa bruttissima. Prima di tornare a parlare della Gazzetta, che oggi ha fatto un bellissimo salutiamo un po' di gente che ci scrive. Salutiamo Roberto Bevilacqua, buonasera anche a te Roberto. E poi Matteo Cossaro che mi ricorda i suoi commenti, diceva che l'aveva detto anche lui su Spal e Benevento, che andava giù Benevento anche quando aveva 8 punti di vantaggio. No, Benevento diceva. Sì, scusami, Spezia. E poi dice sempre Matteo che è abbastanza convinto che dal 30 di giugno Paratici non lo sentiremo per un bel po'. Ma speriamo, mai più. No. Un po' come Alessio Secco, vi ricordate? Adesso sì, come la manager. No, anche DS dopo. Sì, però non era a questi livelli, dai. No, certo. Poi c'è un lungo messaggio di Davide De Zorzi per te sul tennis, ma te lo leggo dopo. No, se lo legge con calma da solo. No, però dai, io penso di non ricordare, insomma, vedo il calcio e anche la Juve da tanti anni, un dirigente juventino, ma neanche Moggi Girao De Betti. Ho sentito Marotta oggi. Ecco, Marotta che a me proprio non... È un suo figlioccio Paratici. Sì, ma lui ha detto, io sono andato via dalla Juve perché... l'hanno mandato via, sì, però ha detto l'unico con la quale non voglio più parlare è Paratici. Perché l'avrà tradito. Certo. Quello che è successo è che... Marotta, che scemo oggi nei festeggiamenti di Elite ha detto che noi andiamo da campioni d'Italia a Torino a decidere le sorti della Juve, perché è vero. Che fra due partite secondo me gli vogliono fare questo scambetto, ce ne vanno lì in e diceva non credo tornare a Torino, ha detto no, io voglio bene a tutti, ho un bellissimo rapporto con tutti tranne con Paratici, così proprio bella bomba testualmente parlando. Di solito appunto Marotta è uno che si lascia poco andare, molto politically correct, sì. Quello che è successo è non era assolutamente d'accordo a investire 350 milioni a lungo termine su un 30 passa N, perché secondo lui non era nella filosofia della squadra, e ha detto non sei d'accordo, bene. Per me non è quello il motivo. Per me il motivo è la curva della Juve, dove ci sono tuttora procedimenti penali aperti, c'è un morto suicidio pseudotale che si è tuffato da un ponte, dove sono tifosi che si ammazzano fra di loro, vetati, intercettazioni. Io credo che sia lì il vero motivo, non è di sicuro. È anche bastato vedere il discorso. Non è una roba di mercato. L'unica soluzione era quella dei Viking che sono. Esatto. Io credo sia qualcosa di più profondo, perché lì quella roba lì, guarda, io sono un uomo mercato, il mio piccolo. Alla fine non è mai quello il motivo, perché ti metti d'accordo. C'è sempre una briciola per tutti. Io credo che lì sia una cosa molto più profonda, però lo sanno solo loro, e io qui magari ragione tu mi fermo, alzo le mani. No, io guarda, non voglio neanche entrare in queste cose, anche perché però lì c'è un bel casino e non è di altre curve di quella no, me ne tengo ampiamente fuori. C'è gente che gira sotto scorta, ragazzi, non sono sciocchezze. Ma già che sia un nuovo mercato nel tuo piccolo, ma già che sia un nuovo mercato nel tuo piccolo, nel basket però sì, ma sempre un nuovo mercato, sempre un nuovo mercato. Com'è possibile che il giornale italiano di riferimento sportivo oggi esce con 2 pagine intere con scritto Saller a Roma, già firmato, la squadra va bene, già mettendo gli acquisti ipotetici per fare gioco di Sarri, e alle 3 di pomeriggio esce una bomba atomica che nessuno si aspettava, e chapeau ai dirigenti della Roma, perché 2 risposte. Prima, bravissimi, ha fatto la Gazzetta a sapperlo? Bravissimi la Roma che ha depistato alla grande, bravissimi, perché li ha depistati. Dimmi chi avrebbe mai pensato, mai. Quindi hanno fatto una manovra a livello dirigenziale di gestione della notizia a Roma, dove c'è una fuga di tutto, dove ho letto che Diletta Leotta ha detto che un limone con Friedkin ci sta, ha dichiarato così, no, ha detto ero single e un limone non si nega a nessuno, anche tutti si sono messi in coda, però non è più single, però escono sta ancora con Can? Sì, ha detto di sì. Sta col Can? Sì, ma è uscita anche una foto di lei con ma ha detto che era dicembre, no, hai capito, però continuano questa foto qua del presidente e non viene fuori che tratta Mourinho, quindi bravissimi loro a gestire. Ma oltre quello, però ecco, la Gazzetta, la vera Gazzetta, quella storica di Candido Canavoli, ci inserebbe in tronco immediatamente il giornalista che ha preso questo buco, l'uomo mercato che ha preso questo buco, e però non mi meraviglia, perché la Gazzetta ormai è un ex giornale che noi leggiamo solamente per affetto e per storia, perché non ha alternative, però non è purtroppo la nostra Gazzetta, e oggi hanno preso un buco colossale che è il povero Candido Cannavò si rivolta nella tomba. Chi è il direttore della Gazzetta adesso? Francesco, chi è il direttore della Gazzetta?
Forse Monti. Però Monti non è l'ultimo. No, però vabbè, non è che fa lui il mercato. Ho No? capito, però insomma. A Monti è un bravo giornalista, però Appunto. Ma ascolta, Mourinho può incidere a Roma, Doc? Io non so se. Allora, Mourinho può incidere a Roma, ma non so se Mourinho è ancora in grado di incidere. questa è la domanda giusta. Cioè, viene da tanti anni di dubbio. Che poi la nostra area di riferimento dice che Sarri, lo sanno tutti, che si Torna a sta Napoli. appattando No. col suo Arsenal. Forse lo stanno trattando in Inghilterra. Di Orte. Arsenal e Tottenham. Boh. Ma Questo è Sì, sì. la nostra area di riferimento a cui però credo- voi guardate il titolo della Roma. Il titolo della Roma oggi più 26%. è incredibile. Ma Ha fatto una manovra straordinaria. Vabbè, e la Juve con la Superlega in 2 giorni ha guadagnato Però 27. fra 2 giorni non esorano Mourinho. Almeno farà tutte le Uno scherzo. almeno tutte le estate la fanno. Vabbè, sì. Almeno tutte le estate vanno avanti. Poi infatti oggi sono venuti fuori un paio di... Però sai, Roma è Roma. Ricordatevi che anche Antonio Conte prima di andare all'Inter aveva firmato un precontratto con la Roma di Totti, Sì. no? Perché Ti aspetti che Totti torni adesso? Penso che sì. Cioè, l'operazione America... Perché no? sì, No, lo sì. so, per me torna. Io sono una brutta persona, lo Mourinho so. lo tirava vicino, però magari. secondo me è anche una mossa, visto che loro quest'anno probabilmente non va neanche in Europa League, cioè rischia anche quello. Ma forse ce la fanno. No? Confettura League, come si Sì, chiama? quella nuova, sì. Se non perde le ultime 4 come ha fatto drammaticamente. Avete visto il gol di Dzeko l'altro giorno? Cioè, Però Questo sì. drammatico. la nuova proprietà secondo me ha voluto presentarsi ai suoi tifosi in maniera abbastanza splendida, ha preso Mourinho, secondo me fa rientrare Totti a furor di popolo, Ci ed sta. si è giocato già un annetto di bonus. Ma è fantastico. cioè, Ma secondo me è giusto così, cioè prendi un allenatore. com'è? No, Stadio si è detto che non lo fanno più perché l'iter Posso chiedervi una cosa? era troppo. Secondo voi è giusto che l'Udinese si paghi lo stadio, la Juventus si paghi lo stadio e la Fiorentina, alla Fiorentina paghiamo lo stadio perché c'è questa meraviglia architettonica? L'Udinese paga lo stadio, questo ufficialmente io so, io di altre cose non so. Cioè, perché nel recovery fund, nel recovery plan? È inspiegabile. Perché non mettiamo anche noi perché non so, ampliamo il Palazzo a 14.000 posti e mettiamo l'Eurolega E comincio ho detto, ma devo pensarci. Pensa. ma perché lui non è abituato, lui è americano ormai, ma scusa, perché devo pagare loro? No, e stanno litigando. Ma Matteo, sappiamo benissimo chi è il proprietario della Gazzetta, è per quello che la crociata nostra. Oggi- Perché Matteo dice giustamente, sì, guarda che il proprietario della Gazzetta è Caio. Davvero? Beh. Ecco perché oggi ha fatto un servizio con il video di lui che legge i nomi dei caduti di Superga. No. Una cosa che per un torinista È una che sta come crociata me, è una ormai del cosa BH Club. un mandrogno No, che legge i nomi beh, dei insomma, certificati di tono, è una cosa terribile. È vergognoso, cioè vergognoso. Purtroppo si salva il Toro. Ormai sì, sì, ormai è salvo, 34 punti, possono tranquillamente ridere. Si salva. Ridere anche di noi. No? Di noi ci vuole poco. È come rubare in chiesa. Ma insomma, a Massimo di Nicola poco da ridere. Sì, che poi anche è stato salvato con ha mani, anche dichiarato che non è finita, ragazzi, dobbiamo... Cosa vuoi che dica? Cioè, cosa deve dire? Finita qua, freghiamoci, prendiamo Ma in quello che effetti non è ancora finita, 34 punti non ti Sì, una basta. partita da recuperare. Sì, però Ma che non che Sconto diretto a favore. sono sconto dietro Sì, dietro. sì. Sai che il Cagliari, secondo me, che sta giocando alla morte, rischia tantissimo. No, spareggio Benevento Cagliari, la prossima. La prossima Sì, c'è Benevento Cagliari. Se il Cagliari vince Benevento è finita. Sì. E se Benevento batte il Cagliari sta giocando loro due. sta giocando loro due. E che Cioè, Spezia, per il calcolo delle probabilità, il Benevento la deve vincere prima o poi. io credo che siano andati sciopati. No. Ma non è una brutta squadra, il No, Benevento. ma neanche il Cagliari però. Però vedrai il Cagliari, cioè, voi rendete conto, ragazzi, che il Cagliari era retrocesso, cioè vedeva di 2 gol in casa col Parma. L'ha detto ieri sera, simpatia diversa, che mamma mia, Ha vinto cioè, 4-3 al simpatia 95esimo. capito? Con Cerri che diventerà l'uomo della storia. Poi E poi l'ho 6 fatto punti. la Roma, via. via. Ecco il rigore che non c'era, io sapevo che non c'era, te dimmi c'era rigore e Rocchi è venuto a chiedere scusa perché il rigore per il Cagliari non c'era e quindi anche lì capisci che va bene avere il Cagliari in Serie A perché poi a me fa piacere perché no, come dite voi si mangia bene a Cagliari per cui è meglio salvarli, queste cose tristissime, però il Benevento secondo me il colpo di coda glielo darà.
Comunque c'è Poi Matteo succede lo Pesticciardi dice che il prossimo anno si aspetta la Lilly Gruber allenatrice e Giletti DS del Toro, visto che Cairo. No? Terrà Marcello Nicola, Furore di Popolo. Non credo. Bah, Beh, ma perché è uno strambo, vedi che il Genoa non la teneva, aveva un anno di contratto e pur di non tenerlo l'ha mandato via. Preziosi, che è uno che ha tanti difetti ma di allenatori ci piglia di solito. Insomma, Poi fa disastri. Sai, come Linea che dicevano che calcio gioca 11 contro 11, poi poi c'è la c'è il Germania. maestro, come giustamente ci ricorda. Che disastro, Chi prende l'Udinese come allenatore? boh. Stai attento. Non Gotti, credo. No, stai attento. No, Ivan dai. Gotti no, tu- Ivan Gotti ormai no. No, Cioè, mi sembra evidente, dai. no, dicevo, stai attento che non sia. No, il maestro? No, basta, il maestro no, dai. Ti ricordi che Giampaolo, Sì. io ho 12 anni che Sì, è capito. spostato alla panchina Ma di solito sai che chi entra è Papa e No, però quella volta però era era il rampa di lancio. bravo. quando? Allora quando era a Cagliari Era rampa di lancio? Sì. Ma io- Era considerato, tuttora è considerato uno dei migliori allenatori italiani Sono come non alcuni capiti. giornalisti che sono considerati molto intelligenti, non ho mai capito perché, no? Lui è però che insegnano calcio, bisogna che lo capiscano, ma se nessuno lo capisce, Sì, allora cambia mestiere, no? Cioè, Tra l'altro, a proposito di insegnare calcio o di non farsi capire, ti chiedo scusa, vi mando un messaggio se ci stai guardando, ti chiedo scusa. Totò ha salvato la Canarese. Ce l'ha fatta? Sì, ieri ufficialmente. insomma, Sì, sono sono salvati. Natale, No? non lo so, non so giudicare perché vedo che Maurizio Domizzi ha molte difficoltà con il Pordenone, un po' forse anche Ma perché- io ieri sera a Telefriuli, sempre l'anno nella scorso. trasmissione seria, Cosa vuoi dire con questo? perché noi siamo tutti scappati di casa. Grazie, Ma grazie, Io sono fiero di esserlo. Anch'io, perché qui sono in camicia. Ieri sera ho chiesto pubblicamente al mio amico Lovisa, che io stimo molto, lo trovo una persona arguta, intelligente, bravissimo, insomma. Ma è sicuro di quello che ha fatto? Cioè, Tesser per me è un signor allenatore, Sì. che ha preso la squadra, l'ha portata Ma su. che probabilmente si era rotto qualcosa. Questa è l'unica risposta giusta. Cioè, lo sa meglio Oggi di ha me perso, che no? all'interno. Ma mi pare Ha perso, Ha perso su rigore contro la Salernitana in casa al 96esimo, 97esimo. È un dramma Sì. sportivo per loro. Allora dice rischia. andiamo a vincere a Venezia, ma Venezia è una bella Ho squadra, capito, difficile. Davice a Venezia. Rischiano. Comunque salutiamo Alberto Trevisan. Ciao, Alberto. Ci dice che è sempre un piacere sentirvi, per noi è un piacere che ci guardi. Specie quando stiamo zitti. Ci fa una domanda che io giro al doc. Come sempre. No, sicuramente è una cosa che... Falla, Dice che il Pordenone è salvo matematicamente. Ci scrive. non credo quello che diceva Lovisa oggi no. Dipende Davide Sestrino ha detto fa il Pordenone No, matematicamente forse dipende dal gap che ha sulla terzultima. no? Cioè, Guarda, può darsi che Io sia ho visto ragione, di può darsi di classe- sì. Devono avere io più so di che oggi dicevano appunto che è una partita che è da vincere. Io ho una dichiarazione di Lovisa, a Venezia match point importante, potremmo salvarci già venerdì. dipende se si allarga la forbice fra le tre retrocesse. Ha detto che su Radio Sportiva hanno detto che il Pordenone è matematicamente salvo. Boh, Ci dice. speriamo. Comunque, tornando ad Alberto, ci fa una domanda e io all'uomo, al giornalista sportivo, che dice: ma è vero che Bernardeschi prende 4 milioni netti all'anno? No, ne prende 4-6. Ecco. No? Che è una vergogna. Infatti Bernardeschi, di cui discuterei anche i capelli, E i tatuaggi? vabbè, quelli ormai li hai fatti, ma i Ma è capelli... tutto il potresti- corpo tatuato, cioè. Tutto Sì. il corpo. No, più che altro Schiena, quattro tutto. sei. avessi qualche netti. disegno, ma proprio là. Tutto nero. Perché lui ha 400 più 500 per le presenze, non per il gol perché non segna mai, per cui non è scemo, e lo stanno dirottando verso il campionato francese. Ma chi lo prende quello stipendio Ma lì? sembra l'Olympique Lyon. No, non quello stipendio lì, cioè viene compartecipato il primo anno, poi l'ha fatto con De Sciglio, no? Come ha fatto Compartecipazione il De Sciglio. primo anno e poi il secondo anno riscatto senza recompra. Però quando ha Poi preso la abbiamo- Fiorentina sembrava un gran giocatore. Ecco. Allora, Davide, ci dicono da regia che è il Pisa matematicamente salvo, Pordenone Io no. capisco, però mi fido del presidente che dice Sì, Pioris. infatti anche il presidente Lovisa ha detto Watch appunto out, come- this glass everywhere. come ti ha letto il doc, lo stesso Lovisa ha detto a Venezia Comunque ho su la vita Bernardeschi secondo me ha avuto un'evoluzione drammatica perché è tipico giocatore che nella squadra media Sì, a fa la Fiorentina sembrava un differenza, fenomeno.
tant'è vero che vi ricorderete che nella trasmissione reale televisiva della Primavera della Fiorentina, dove c'è davanti era Cedric Condo della Salernitana, lui non volle apparire. C'era anche un friulano, Rosa Castaldo, penso sia di Tramonti, e dopo via dalla Fiorentina è arrivato alla Juventus all'inizio anche poi ha avuto una china drammatica e adesso lo sta facendo giocare. L'altra giorno secondo me fa giocare anche per necessità praticamente. Non sa più dove metterlo. Mancini lo impiega bene lì nel suo schema, nel suo 4-3. Comunque Loris, non leggo il tuo messaggio perché ha postato tutto, è lunghino. Non so se avete sentito ieri sera Pasquale Bruno a Tiki Taka. No. Neanche io, ma ho letto Pasquale oggi. Bruno. O animale. Animale? Sì. Quello che ha portato via Bracci in un derby? Sì. Che ha fatto la dichiarazione su Quadrado dicendo che se era lui in campo gli avrebbe spaccato una gamba perché stava per terra. Bravo. Non merita di fischiare, di subire neanche un fallo. Quindi sì, sai cosa ti mi pare che Pasquale Bruno. Sai cosa ti dico? Che io gli credo. No? La sua carriera dice questo. Sì. No, perché ci sono giocatori duri e giocatori cattivi, che non è la stessa cosa. Lui e Tarzan Annoni erano una coppia di marcatori terribili al Toro. Lui e Tarzan Annoni. Però non è meno cattivo di mitico Tarzan Annoni che giocava d'inverno con le maniche corte e i guanti. Sì, me lo ricordo. Era Slavia Praga Torino. Mi ricordo Coppa UEFA che poi. Però Pasquale Bruno, nella sua ignoranza sportiva, perché non era un bel esempio per i giovani, i tifosi lo adoravano perché lui identificava il cuore toro, no? Che oggi è identificato da uno con capello lungo biondo, Marcello Nicola, è un presidente shakerato che compra la Gazzetta. Mandrogno. Ecco, io preferisco quegli anni di Pasquale Bruno, Tarzan Annoni, Pato Aguilera, Casagrande, Lentini, eccetera. Walter Casagrande, c'è tanti ex Ascoli tra l'altro. Comunque c'è Davide De Zorzi che mi scrive per il maestro, quindi è per te. Van de Putte prendendo voto mi ha fatto vincere Fantacalcio di Serie B. Ci guarda all'invito attonito. Van de Putte, allora, quando ancora il BH era il BH, mentre noi facciamo la nostra trasmissione così da scappati di casa, nella sala adiacente si svolgeva il Fantacalcio di Serie B. Questo me lo ricordo. Ecco. E sentii urlare Davide De Zorzi, ho preso Van de Putte, e io mi chiesi, ma che qui c'è Van de Putte? E mi guardo così, ma come non sai chi è? Ma dove gioca? Non lo so. Davide, dove gioca Van de Putte? Ma gioca? Penso era nella Cremonese, invento. Invece Perugia, complimenti a Perugia, una beffa colossale per il Padova. Però Mandorlini molto polemico. Ho capito, poi si è mangiato il campionato Mandorlini, sempre avanti tutto l'anno. Ha detto che a Trieste gol di mano. Infatti salutiamo anche una delle colonne del Perugia, che è Gabri Angella, che per tanti anni è stato qua con noi. Capitano, mi pare. Capitano, sì. È un peccato per il Padova, che è una grande città. Beh, adesso ci sono i playoff, potrebbe tranquillamente speriamo per loro, però complimenti al Perugia che non può non stare almeno in Serie B. Il Padova che per anni è da anni la seconda squadra di Padova, che è una cosa perché Cittadella e Cittadella farà i playoff anche quest'anno, cioè sono ma ha vinto 3-1 a Lecce, cioè come posso dire, Cittadella è un simbolo di continuità, ha lanciato un sacco di ragazzi di buona gestione. Questo è un rumore che sia del telefono di Franco Terenzani, che io giuro, lo dico ufficialmente, prima o poi, lo prometto, lo gambizzerò una volta per tutte. Pasquale Bruno. Io mi impegno ufficialmente a gambizzare Franco. Gli mettiamo la maglia di Quadrado via. No, ma su Quadrado mi fa invoglire anche a me, perché adesso io non voglio io non lo sopporto. Allora, non ritorniamo alla partita dell'altro giorno. Chi no, anche perché non l'abbiamo neanche commentata, l'hanno commentata. Chi per me ha detto male, a tutti che ha detto bene, non abbiamo male, perché 18 falli e 0 munizioni, e tra 2 falli molto pesanti dell'americano, del texano, almeno una munizione la doveva dare, ma si può fare o non fare. Ma Quadrado che si rotola urlando per un fallo che forse si sono sfilati i piedi, c'è una punizione che a campo inverso non avrebbe dato mai e non ha dato mai. Quadrado è insopportabile, tanto è vero che a 33 anni è ancora un mezzo giocatore, secondo me. Certo è che una volta che ti danno la punizione, avuto la possibilità di in barriera con le braccia larghe, no? Allora, non è andato con le braccia larghe, è andato molto peggio, l'ha allargata. Non aveva le braccia larghe, cioè braccia larghe. No, lui è saltato e poi quando ha visto la palla ha allargato il braccio istintivamente. Molti l'hanno pensato male, io no. Poi sul secondo, dopo chiudiamo la parentesi su Udinese Juve. Ascoltando Nesti oggi un po' peggio penso. E poi chiudiamo la parentesi su Udinese Juve e anche sul secondo non me ne voglia nessuno.
però io adesso la coppiata Samir Scuffet, io voglio condannare pubblicamente perché Davide Michalis per aver difeso sempre Samir a spalla tratta, adesso paghi. No, adesso sai viene da ridere che tutti quanti danno addosso a Samir, no? Ma io lo dico da sempre, da quando a Empoli, quasi per l'ultima partita di Velasquez, mi ricordo si mise in mezzo all'area tipo così, vi ricordate la scena? Come no? In mezzo all'area lui fece fare il gol, come dire io sono Beckenbauer, no? Per me quello era da mandare via, perché un giocatore dell'Udinese Calcio, un nostro ragazzo in mezzo all'area che sciopera per fare veramente, era stato uno sciopero. Non lo ricordo, Poi l'ho visto con la fascia capitano e mi tocco gli occhiali, no? Cioè, voglio dire, abbiamo avuto capitani clamorosi, Galparoli, Fellette, Calori, Bertotto, Zico, anche De Paul, anche De Paul, ma non può essere capitano dell'Udinese Calcio. Samir, adesso tutti danno addosso a Samir, credo che Samir abbia fatto la sua epoca. Posso dire una cosa, io sono Progotti, non rimarrà Udine, ma sono molto Progotti. No, l'errore non è di Samir, è di chi lo mette in campo. Ma sarà fatto male Bonifacio. Metti ai De Maio. Sì, metti un altro. Ma io non so se Scuffezzo usciva su un cross di 50 metri a uno. Però quante ne ha fatte nella sua vita Samir Udine? Quante ne ha fatte? Sì. E continua a giocare? Sì. Ecco, allora ricordiamoci una cosa, e dopo chiudiamo, perché dopo ti agiti, che due capisaldi di questa trasmissione Samir sono Bruno Battupiore e Autobahn. Ricordiamoci che Autobahn è nato con Samir. Davvero? Questa è nata con Samir su una discussione agitata del presidente, allora direttore Davide Michalis, che non era ancora presidente, con un Samir Autobahn, Udine Sud e Autobahn, e lì è un giocatore americano che tu comunque, non volendo fare dietrologie, qualcuno ci scrive che McKennie, Bonucci e De Ligt erano in diffida e non si potevano ammonire in vista di Juve Milan di domenica io ringrazio per questo messaggio. Io questa cosa l'ho scritta, tutto il Veneto bianco-nero falso, cioè il Veneto rosa-nero, anzi il Veneto arancione, così non facciamo polemiche, mi ha mandato messaggi di fuoco e ho detto ragazzi fatevi una vita, cioè la Juventus non vi paga per inviperirvi, poi avete vinto, cosa volete? Che non dica che a campi invertiti l'Udinese finiva in 9. Poi la cosa più bella, ho visto un collega arrotolarsi per terra al gol di Ronaldo della Lombardia, dico una volta vi rotolavate quando segnavate al Liverpool, adesso vi rotolate quando siete all'Udinese, quindi già questo connota una non fantastica. Seconda cosa, il presidente dei piccoli azionisti della Juventus ha detto che nel primo tempo, dove c'erano 3 minuti di recupero, quindi è giusto che Paratici vada a farglielo notare, disse, presidente dei piccoli azionisti, quindi non l'ultimo dei tifosi, doveva essere espulso Aslan e c'era un netto rigore per loro. Insomma, è entrato in area, infatti tutti hanno riso. C'era anche un contatto su Bonifazzi che non si è visto neanche nel suo replay. Ma ci sta, ripeto, se non facevamo quelle due ragazzi, il nostro idolo Rodrigo De Paul, cosa gli parte per il cervello di alzare? Ha allargato la mano. Ma come si fa? Così. Ma cosa gli parte per il cervello? A parte che anche lui, il signor Scuffet da Remanzac, era sbagliata la barriera. È sbagliata! Però io non sono portiere di portiere. Sì, appunto, però ti dico, le posizioni simil centrali sono sempre una rogna mettere la barriera. Ma da 30 metri per serve per partire la palla? Sì. Allora, e la sposti, ti copri il palo? Sì, l'ha messa. Daniele, io credo, a differenza del direttore, anzi del presidentissimo che stimo e con cui sono sempre d'accordo, io credo molto nei numeri. Questa era la 77esima posizione di Ronaldo, che era una col Torino sotto gol. Quindi non arrivava in porta. Cioè, ma la battuta anche bene. Ma la battuta anche bene. Usciva. Perché con l'effetto di cosa? Usciva la palla. Sì, ma ha alzato il braccio. Ha allargato il braccio per dire no, faccio ma cosa è il braccio saltando? Per me vale il paio con l'Arsenal a Milano, Ah sì, bello, tutti l'hanno detto. Però quello più o meno questo è peggio, perché quello era il momento del Mona, no? Che ti viene in area, cioè, insomma, ma anche in barriera. Questo è peggio, questo è peggio. Sì, dai. Questo è peggio, perché cosa è proprio per la testa. Chiudendo il discorso calcio e dopo passiamo al basket che abbiamo ma no, anche belle sì, devono giocare gli allergenti, ce l'abbiamo benissimo. Allora, per quanto riguarda la Serie B, ci mandano, adesso ringraziamo Matteo, il regolamento, 4 retrocessioni, 3 dirette, 1 play out, fra quart'ultima e quint'ultima.
Play-out che però si attivano solo e esclusivamente se la quart'ultima ha meno di 4 punti dalla quint'ultima. Esatto. La quart'ultima al momento è il Cosenza a 6 punti dal Pordenone, quindi se il Pordenone vince la prossima matematicamente salvo. Quindi non è ancora salvo. No, Perché E se non vince però? se non vince va il play-out. sì. No, perché c'è l'ultima partita, c'è Cosenza e Pordenone, credo. Ah, ecco, boh. Perché dicevano ieri sera, che la trasmissione è seria, che poi potrebbe esserci un doppio play, cioè l'ultima turno, uno scontro di loro tra di loro. Dopo di nuovo. Sì. I Cosenza Speriamo di di no, vista è un po' insomma. chiuzzi. No, però se così hanno possibilità ce le hanno. Sì, sì, Ma sì. no, vale più forte. Poi il Pordenone- Ecco, il Venezia si sta giocando i playoff. sì, però il Pordenone ti porta le Cosenza, l'ultima giornata. No, però io penso che... Allora, aspetta, con chi gioca Cosenza? Attenzione col Venezia con mister Zanetti Zanetti è un buon allenatore. Anche Dionisio è un buon allenatore, quello dell'Empoli, che oggi si sta Però può darsi, cioè, anche se può sempre vincere l'ultimo turno contro Cosenza, Ma io il sono convinto che Pordenone. vincerà, perché E mettere 6 punti di distacco, anche se non vincesse a Venezia. dipende. Beh, sì. Sì. dipende giusto. da fare Cosenza domenica. Ma anche se va a 3 punti, lo sconto diretto, se vinci vai a 6, eh. Adesso stanno giocando a voce alta, poi magari Sì, no, ma io. se sono più di 4 punti. Per fortuna la Serie B non è. Però la prossima volta calcio, va su Sky. La Serie B di calcio non è di mia competenza. Davide, calcio. è una cosa che dobbiamo parlare. Ma non lo cerco da solo, tu vai avanti. No, Davide, ti è stata fatta una domanda. Van de Putte dove gioca? Adesso me lo cerco da solo perché ho Già che mi sembra un nome, mi sembra una presa in giro. Insomma. Sì, come Van der Poel, tutti gli anni Sì. Iari Van de Putte è nato a Gand nel 96, gioca a Vicenza Ecco, e giocava a Viterbo. con l'Allane Rossi Vicenza. E quindi con un grande club, eh. ha giocato però per 2 anni nell'Eindhoven, ragazzino. Vedi, no? Bene, allora chiudiamo, visto che comunque sono già le 7:30 quasi, dobbiamo al basket il palazzetto al basket per la partita che tra l'altro si potrà vedere la partita Sì, sì. dell'Under. Chi commenta? La Franca? Ecco, È sì. il 30. Quindi, È il Trenza, dopo, Franca. sì, ti ha risposto a Vicenza, ma è tardi Davide, l'abbiamo già cercato. Comunque basket. Sì. Chiudiamo il discorso calcio, l'Udinese manca ancora 4 partite e via. Mentre basket, domenica si è chiusa la regular season di Serie B. Sì, infatti è arrivato mio fratello dicendo: io non sono esperto di matematica, ma qualche settimana fa obietai al conduttore che Spezia e Benevento fossero salve. Vatti a vedere la trasmissione dall'inizio e aspettavo il tuo commento. Te l'ha già riconosciuto. Aspettavo il tuo commento. Quindi Doc, si chiude la regular season, vabbè, adesso ci sono un po' di recuperi delle partite saltate causa Covid da fare in questa settimana. Il girone D che sei. Sì. In questa settimana la Web Gesteco Cividale, nonostante 2 sconfitte, le ultime 2 di regular season, che non, vedo già il press che è un po' così, è matematicamente al terzo posto, quindi eravamo Non è già matematico. ah, no? Dovrebbe vincere il recupero di 80 punti. Boh. No, perché sai che poi si scoprono sempre robe nuove. Sì. Quindi si 80 punti. La risposta è matematica. però diciamo che se lo siete vicino 81 mi sembra, siamo quarti. Però insomma la vedo dura. Insomma, quindi Doc, regular season chiusa al terzo posto, che all'inizio del campionato era da mettere firma, poi adesso magari ti eri fatto un po' ingolosire Sì, dalla posizione in classifica, però l'obiettivo è centrato. Allora ero a Fabriano, non ero a Civitanova per ragioni di incolumità fisica e ho visto le partite una in diretta e una con 1000 sforzi perché c'era un temporale e chiedevo a lui. Mi si è bloccato 14 volte la trasmissione per cui ho perso, soprattutto dal meno 2 al meno 10, è stato 58 per Civitanova, cosa è successo? E secondo me è mancato un po' di energia, specialmente mentale, cioè la squadra è arrivata un po' stanca e adesso ha 2 settimane per ricaricare le pile, ma è anche ovvio perché ha fatto una cavalcata lunga, 14 partite, si è arrivato leggermente corto, ma alla fine può cambiare, come no. Adesso oggi è stato ufficializzato il tabellone, lo schema quantomeno, e le date che sono molto serrate con pochissimi spazi per riposare, E trasferte lunghe, specialmente appunto per le trasferte. Sembra, perché appunto come diceva il conduttore con cui non sono quasi mai d'accordo, ma giustamente in questo caso sì,
e che arriveremo terzi, e che dall'altra parte probabilmente ci accoppieranno o Ruvo di Puglia o Salerno. Queste sono le due più papabili, però è ancora è un mare magno, un magma piuttosto incomprensibile. Al turno successivo, toccati pure il tavolo, Devo inquadrarmi che dovessi passare con la sesta del girone D, poi siamo abbinati noi da terzi del girone C, Taranto o contro che affronterà Padova o Senigallia, e la vedo piuttosto segnata per Padova o Senigallia contro Taranto, che è stata a lungo la squadra migliore d'Italia. Adesso anche loro sono un po' in flessione, Rieti li ha scavalcati, Rieti vincerà il girone e loro sarà una bella semifinale se dovesse capitarci, però adesso concentrazione, allenamento e tranquillità. Secondo me devono solo ricaricare le pile, non disimpara a giocare, non è che passi da fare da 45% al 20% di tiro da 3 perché ti imbrocchisci, è evidente che sei stanco, e il canestro quando sei stanco, l'unico dirigente al tavolo lo potrà confermare, si stringe drammaticamente, tutto qua. Quindi abbiamo due domande, ma io queste due le faccio tutte e due a Davide in sequenza. Mario, la seconda non leggo fino a giù. Okay. La prima domanda vado per ordine cronologico. Giro io la domanda. Dopo un paio di sconfitte come queste che possono lasciare delle scorie, come si ritrova fiducia e energia mentale per i playoff? Chi la fa domanda? Andiamo 3 giorni di tiro all'Unione Sabedoro. No? La squadra ha fatto una corsa straordinaria, ha sprecato un sacco di energie, è un minimo pannata, se no non perdi le partite, però bisogna dire che quelle partite di fine stagione le continuano a fare la differenza, vedi anche il calcio, no? Però è sempre così, quindi una Civitanova, un Fabriano che rimonta dopo il Covid, ci ha battuto, bisogna saper perdere, magari un mese e mezzo fa non le avevamo perse, adesso le hai perse, quindi devi fare. Però la squadra l'ho vista combattere a Civitanova, deve ritrovare un po' di freschezza, di spensieratezza, quindi per rispondere alla domanda, come società abbiamo deciso 12 giorni. Riportiamo 3 giorni di tiro Lignano per fare gruppo, per stare insieme, per spiegare un po' della diversa, per ricaricare le batterie e per essere pronti a giocarci le nostre chance. E comunque partiamo il 15, quindi si può ripartire alle spalle e partire un nuovo campionato. Un bel andare. Poi salutiamo Mario De Silva che ci manda un messaggio, e questo è sempre per te, Davide. Sì. Anche perché lo chiede. Okay. Allora, prima di tutto in bocca al lupo per il playoff. Grazie Mario. E poi Davide, nella tua lunga esperienza da dirigente, sono vecchio ormai, questo vuol dire. Ma ci sono mai state partite da recuperare terminata la regular season, e ritieni corretto questo? No Mario, non è corretto, però non abbiamo mai vissuto un campionato col Covid, e quindi noi tutto l'anno abbiamo scelto sempre la linea di accettare quello che arriva. Chiaro, noi siamo andati a Fabriano ad esempio, no? due mercoledì fa, con grande sportività abbiamo accettato la loro proposta, noi eravamo stanchi, Battisti era fuori, però infatti mi sembra che abbia anche riconosciuto Fabriano la nostra sportività, ma io penso che chiunque lo debba fare. Se dobbiamo fidarci in un campionato del genere, dobbiamo fidarci gli uni degli altri, quindi la risposta è no, però non abbiamo neanche mai vissuto un campionato così. Io vorrei chiedere, mi permetto, quali fossero le alternative con guarda anche in A1 Mario, Brindisi adesso stanno facendo di tutto, che è l'unica forse fin qua vera competitor di Milano, di tutto per farle rientrare, non sono tutti positivi. O faccio un altro esempio, noi non sappiamo ancora se giocheremo con Ruvo o Salerno, e pensa Mario che l'ultimo dobbiamo organizzare la trasferta, è tutto un casino, si dice in Friuli, e il recupero fra Rieti e Ruvo l'ultima giornata è il 12 maggio, il 12 maggio, ma anche questi però che devono, metti che sia decisivo, metti che lo vincono, poi 13 devono prendere la macchina e venire a Cividale, quindi bisogna viverlo, capisco, so che devo arrivare, io credo che Mestre sia in ballottaggio con Monfalcone per evitare i play out. Monfalcone ha vinto l'ultima partita a Iesi, che con l'ultimo canestro di Medizia mi sembra sulla Sirena, credeva di essere salvi, ma anch'io non avevo capito bene come fosse il meccanismo per considerare la classifica. Invece la realtà è che, senza stare a spiegare se la gente non capisce, facciamo fatica a capire noi, che Monfalcone non è salva, ha bisogno di vincere
perché ha una differenza canestri complessiva inferiore a Mestre, quindi Monfalcone deve battere Fabriano per evitare il play out, l'ultimo turno, quindi però Fabriano da giocare a Monfalcone in coda. Infatti c'è Matteo che dice guarda Fabriano si fa 3 partite in una settimana. E qual è il dubbio? Il dubbio è che se Fabriano domenica batte no scusa, non domenica, domani batte Vicenza prima, poi c'è un'altra partita a Senigallia e poi potrebbe essere che vadano a Monfalcone già matematicamente primi e scarichi. Più che scarichi, 3 partite in 4 giorni, facciamo che Marulli non gioca, anche perché dopo il 15 Scanzi non gioca, no, perché dopo il 15 questo è il dubbio, è un dubbio da parte degli amici mestrini più che legittimo, però io credo che debba vincere lo sport e che in questo momento non si possa andare dietro ai retropensieri, perché la stagione così è un miracolo se la portano in Italia. Però onestamente adesso, anche se capisco io anche, cioè, posso capire io capisco tutti i dubbi che abbiamo, però alla fine possiamo andare indietro. Se le squadre avessero vinto una partita in più nella regular season durante i loro periodi migliori, non sapevo che condizioni. Lo sport alla fine dice la verità, dai. E quest'anno il patto è lo portiamo in fondo, quello deve essere il patto, senza chiederci come. E secondo me questa, ok, è vero che 3 giorni per organizzare le trasferte è tutto vero, è tutto vero. Per me è molto peggio in A1, scusate, in A2, dove magari l'ego di club ancora facendo la fase orologio, fase orologio inutile, con molti club di A1 che hanno finito e Verona prende Brian Sacchetti o Napoli sta trattando, cioè lì vuol dire cambiare completamente le forze in campo. Chiaro che poi ci lamentiamo di Superlega e lì è una società che ha più soldi, che legittimamente il mercato, il regolatore prevede, vede le squadre ferme in A1, va e piglia giocatori che magari scusa, qualche anno fa succedeva già, sì, però questo però scombussera tutto, cioè sono valori, se è un mercato aperto a fine playoff, ecco, io rifletterei più su questo magari, però andiamo a chiusura. Però stavo parlando ovviamente sempre di un campionato totalmente anomalo, ragazzi, quindi Mario, bocca al lupo a Mestre e bocca al lupo anche a Monfalcone. Quindi salutiamo un attimo in veloce chiusura perché devono giocare anche Beppi Marcone, presidente dell'associazione del G-Club, che ci sta guardando e ci saluta, e ci dice riguardo la Zesteco, squadra nuova, società nuova, grandissimo successo raggiungere questo obiettivo, ci fa il bocca al lupo per i playoff e avanti. Ovviamente i playoff saranno a porte chiuse perché la legge al momento parte dal 1 giugno, esatto. Quindi eventualmente avvertiremo. No, eventualmente. Se passa il tempo vero. Deve essere stato detto il turno successivo. No? Tocchiamoci. Allora, diciamo una cosa anche su playoff, che secondo me dal tabellone come è uscito non avere Rieti nella propria tabella non è male. Perché la testa di serie numero 1 sono 4 raggruppamenti che li spieghiamo a casa, chi vince anche perché non avevo ancora solo su 2, no, sono 4 playoff e 4 vincitrici dei 4 raggruppamenti vanno su. Noi siamo finiti come incastro nel raggruppamento che ha come prima testa di serie la vincitrice del nostro girone, cioè o Fabriano o Vicenza. Vuol dire quindi parliamo ipoteticamente, becchi in semifinale Taranto e in finale Fabriano, questo è ipoteticamente parlando, è verosimile. Poi devi vincere, ragazzi, sempre devono vincere. Appunto, volevo dirti. Noi penso che parafrasando il presidente, la Gesteco, se fa la Gesteco, non ha paura di nessuno. Esattamente. Ma rispetto, non paura. Rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Abbiamo bisogno di trovare un po' di confidenza, di confidence, come dicono i figli, e di fiducia. Esatto. E per questo del Molignano. Esatto. non proprio, sì, è vero. Con i bar chiusi, ma però non è possibile. No, forse sono aperti. Paolo Bartolini è aperto. Allora, la stagione di Iano è a grado, comincia ufficialmente il 15 marzo. Se Paolo è aperto, vado a trovare la squadra e suppongo di sì. Quindi noi andiamo in chiusura, potremo andare avanti altri 3 giorni, come il nostro solito, perché ci piace parlare, chiacchierare, intrattenervi e stare insieme tra di noi e i ragazzi e la gente che ci guarda. Ricordiamo che giovedì siamo in diretta per la conferenza di Italian District alle ore 12, quindi sempre sulla pagina di Web Gesteco Cividale. Vi lasciamo alla partita col commento di Franchina Terenzani. Togliete l'audio. Cioè, guarda che è un maestro, no? Quindi Doc, buona serata.
Vado a dormire, perché stamattina che sono in giro. No? Quindi, Davide, buona serata, ma attenzione. Armani Milano, Bayern Monaco, PSG Manchester City. Armani, una squadra italiana dopo X anni può tornare al Jolly in casa per tornare alle Final Four di Eurolega. Sembra una grande vittoria per tutto il nostro movimento, tifiamo tutti Armani. Io ho visto l'altro giorno, venerdì, gara 4, persa in maniera rocambolesca, però ho visto basket di livello straordinario e quindi invito tutti a fare il tifo per l'Armani. Forza. E io adesso vado a casa a vedere. Quindi vedi qua e non guardi Franco Terenzani. Zapperò. Salutiamo anche Francesco Torizza alla regia, buona serata a tutti. Ciao.